minuti iniziali con cui il Cittadella ha attaccato si ha paura di controllare eventualmente il pallone in difesa. Attenzione, non può sbagliarlo ed è gol! Gol della Cittadella! Cittadella in vantaggio, esplode il tifo del Tombolato. 1-0 quindi al 20° minuto e 30 secondi, il break da parte della formazione del Cittadella. Ha segnato Scarpa, ancora lui, quarto gol consecutivo per Scarpa nelle ultime 3 partite disputate. Veramente autentico bomber nelle ultime partite Scarpa. Parte Soncin, Scodella, attenzione, pallone deviato, è veramente, ci arriva in modo incredibile, poi c'è il gol bellissimo di Scarpa, veramente gol importantissimo per il Cittadella dell'1-1, 43° minuto di gioco. Scarpa, goleador di testa, porta la squadra sull'1-1, è veramente importante questo gol. Prima della chiusura del primo tempo, pareggiare i conti contro E per quanto riguarda la Carrarese c'è mister Tazzioli. In gol subito al 2° minuto, nel primo tempo è andato Polidori, poi c'è stato il gol di Rimondini su rigore. Attenzione, Scarpa ed è gol! Incredibile, stavamo ricordando il gol del primo tempo. Incredibile, 1 minuto è passato e subito il gol di Marco Scarpa che chiude la partita. Incredibile ma vero. Gol di piattone destro di Marco Scarpa, che veramente si è trovato tutto solo al centro dell'area e ha arriva a lui il pallone. Rimondini non prova a saltare di testa, attenzione, zona tiro. Rimondini, area di rigore. Ancora Rimondini, porta a spasso i difensori, il cross ed è gol! Marco Scarpa porta in vantaggio il Cittadella. Il break da parte della formazione di Ezio Glerian. Minuto 27°. Il vantaggio con Marco Scarpa, il gol dell'1-0. L'avevamo detto poc'anzi, è l'attaccante più in forma dei 4 schierati da Glerian. Ci ha provato più volte nel corso del primo tempo, ma ha fatto una buonissima cosa, veramente, Capitan Rimondini. Rivediamo l'azione. 38°, corner ancora di Filippi, Poletti sbagliava l'uscita e Scarpa lo trafiggeva di testa da 2 passi.